È il momento conclusivo di una giornata fatta di emozioni, ricordo, lacrime, preghiera e anche fermezza nelle richieste di aiuto e di sostegno. Genova si è fermata a commemorare le 43 vittime del Ponte Morandi. Dopo il silenzio ai piedi dei monconi del viadotto autostradale, le testimonianze in piazza De Ferrari. Il raccoglimento è proseguito poi nella cattedrale di San Lorenzo, dove a presiedere l'Eucaristia è stato il vescovo ausiliare Monsignor Nicolò Anselmi. Assente il cardinale Angelo Bagnasco, impegnato in Polonia per l'assemblea plenaria dei presidenti delle conferenze episcopali europee. Prima di procedere nella lettura del testo scritto dall'arcivescovo, Monsignor Anselmi ha proposto una riflessione personale partita da una domanda: qual è la parola di Dio contenuta in questa tragedia? Il pensiero si è soffermato sulle azioni che tutti quotidianamente compiamo. Dietro ogni nostro gesto ci sono sempre delle persone che potrebbero fruire positivamente del nostro gesto, della nostra azione, oppure potrebbero subirne delle tragiche conseguenze. Non è sempre facile, quando agiamo, progettiamo, pensiamo, facciamo qualcosa, vedere le persone che sono dietro quello che stiamo facendo. Quindi la lettura del testo del cardinale Bagnasco, che parte da una constatazione: la città è spaccata in due, ma non vogliamo abituarci a questa lacerazione. Ristabilire le vie e il ponte è necessario perché la gente e la città vivano, al tempo stesso per favorire l'incontro e l'appartenenza al territorio dove si vive. La coincidenza del primo mese dalla tragedia con l'esaltazione della Santa Croce invita a vedere nel mistero centrale della fede la luce che illumina il buio delle nostre sofferenze. La croce di Cristo ci dice questa e altro ancora, basta che la guardiamo con fede. Ci invita a sollevare i cuori verso la meta, a rimettere le cose al loro giusto posto. Ci sospinge a stare vicini gli uni agli altri, a parlarci per trovare il meglio senza pregiudizi, a stimarci senza rancori, a guardare nell'unica direzione che conta e che resta, il bene vero della gente, che è il bene di tutto.